La scuola dell'infanzia e primaria Beata Maria De Mattias di Sora ha concluso l'anno scolastico con il tradizionale saggio di fine anno. Nel palazzetto dello sport Luca Polsinelli, gli alunni della scuola primaria De Mattias hanno portato in scena lo spettacolo teatrale dal titolo Per fortuna che c'è Colombo. Prima dello spettacolo, gli alunni si sono esibiti con una claviorchestra guidati dalla professoressa di musica Teresa Reale dell'Accademia Musicale Come d'Incanto di Sora. Gli alunni della classe quinta, guidati dall'insegnante Suor Carmina Pannella, hanno interpretato in chiave moderna e brillante la storia di Cristoforo Colombo, navigatore ed esploratore italiano, con un contorno di balletti eseguiti dagli alunni di tutte le classi della scuola De Mattias. Al termine dello spettacolo, gli alunni della classe quinta hanno ricevuto il diploma a conclusione del loro percorso di studi alla primaria e gli auguri per un percorso brillante verso la scuola primaria di secondo grado da parte della dirigente scolastica Suor Silvana Diomedie e degli insegnanti. Cari ragazzi, perseguite la vostra unicità, coltivatela e fatela emergere in qualunque circostanza. Non fatevi convincere che siete sbagliati e che dovete adeguarvi a degli standard o a delle mode che non vi appartengono. Siate voi stessi, emozionatevi, siate fiduciosi delle vostre capacità e perseguite con costanza i vostri obiettivi. I più piccoli della scuola dell'infanzia Beata Maria De Mattias di Sora, nell'auditorium Cesare Baronio, hanno invece portato in scena lo spettacolo Seconda stella a destra. I piccoli alunni hanno sapientemente interpretato la favola più amata dai bambini di ogni tempo, Peter Pan, ed hanno ricordato agli adulti che solo chi sogna può volare. Al termine della rappresentazione, gli alunni dell'ultimo anno hanno ricevuto il diploma di fine scuola ed un grande augurio per affrontare serenamente il percorso della scuola primaria. Questa storia insegna ai bambini che anche se crescere a volte fa un po' paura, ma è una cosa naturale, perché non si può restare piccoli per sempre, ma questa storia vuole anche far capire a noi adulti che sognare è importante e ogni tanto è bello anche tornare bambini.